Buonasera a tutti, direi che possiamo procedere con l'appello. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto, Montisano, Perissinotto, Zia, Canta, Di Vece, Trevisan, assente giustificata. Bravin, Finotto, Guglielmini, Battistuta, Tamassia, Marchesan, Striuli, Buoso, Miollo e Baso. Mi nomini gli scrutatori, per piacere. Sì, nomino subito gli scrutatori. Sì, 2 di maggioranza, uno per gruppo, insomma. La seduta è validamente costituita, passo alla nomina degli scrutatori. Nomino Finotto Alberto, Arianna Buoso e Baso Lino come scrutatori. E procediamo con l'ordine del giorno, passiamo con la lettura delle interrogazioni e interpellanze presentate la volta precedente. Interpellanza a carattere urgente con richiesta in seduta consiliare, ex articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Al Sindaco del Comune di Caorle, al Presidente del Consiglio Comunale di Caorle, Interreg Italia-Croazia, progetto Sutra. Permesso che il Comune di Caorle, nell'ambito dell'iniziativa transfrontaliera Interreg Italia-Croazia, progetto Sutra, si è candidato nell'attuazione dell'iniziativa con assunzione diretta di risultato e proposta. Nella sua versione originaria, il progetto prevedeva l'istituzione di un servizio di collegamento transfrontaliero tramite traghetto con rotta Italia-Croazia, precisamente Caorle-Parenzo. Il Comune di Caorle è capofila di tale progetto ed è responsabile della rendicontazione complessiva dei previsti 2.897.500 euro, a base del progetto che prevede il coinvolgimento di enti e comuni sia italiani che croati. Con determinazione dirigenziale numero 101 del 22 aprile 2022 è stato abbandonato l'originario progetto Sutra in favore di una soluzione alternativa che consiste in un servizio di bike sharing con installazione di 2 stazioni base per lo stanziamento delle biciclette e la fornitura del software gestionale per la logistica e l'organizzazione del servizio. Tale soluzione alternativa era già stata rifiutata dalla precedente amministrazione in quanto, evidentemente, snaturava totalmente il progetto iniziale. Considerato che, nonostante le difficoltà incontrate nella realizzazione del progetto originario, difficoltà dovute alla complessità del progetto dal punto di vista sia burocratico che tecnico e all'inesperienza degli uffici in materia, il Comune di Caorle era riuscito a coinvolgere tutti gli enti e le autorità competenti anche grazie all'interessamento diretto del prefetto di Venezia, che ha sollecitato gli attori istituzionali a verificare ed esprimere tempestivamente le osservazioni per il successivo inoltre ai Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri. Nella precitata determinazione numero 101, con la quale è stato abbandonato il progetto originario, nulla viene detto in merito agli attesi pareri dei Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri per la costituzione nel Comune di Caorle di un posto di frontiera, atteso che la Croazia a tutt'oggi non ha sottoscritto l'accordo di Schengen. Non sono note le ragioni di questa scelta, motivata con un generico riferimento all'emergere di significativi elementi ostativi. Considerato che per la realizzazione del progetto transfrontaliero Italia-Croazia sono stati affidati onerosi incarichi professionali per lo studio e la progettazione dell'attracco, coinvolgendo allo scopo anche le dirette operatrici in materia, della navigabilità dei canali, della predisposizione del sistema di controllo doganale, del controllo della procedura di livello europeo, eccetera. L'individuazione del punto di imbarco e sbarco nella zona dell'ex macello aveva reso necessario spostare onerosamente alcune associazioni che ivi avevano sede. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Sindaco se la decisione di abbandonare il progetto originario con la soluzione alternativa di attivazione del servizio di bike sharing sia frutto di una scelta politica o se invece sia stata determinata da ragioni indipendenti e superiori al Comune di Caorle o quali altre motivazioni stiano alla base di tale cambio di rotta. Se l'abbandono del progetto originario non comporti per il Comune di Caorle un danno erariale
relativo non solo alle spese già sostenute per la realizzazione del progetto, ma anche alle eventuali spese già sostenute dagli enti partner del progetto e di cui il Comune di Caorle, capofila, deve rispondere. A norme di regolamento si chiede risposta in seduta consigliare. Caorle, 28 aprile 2022, lista civica Rocco Marchesan sindaco, firmato dottor Rocco Marchesan e dottoressa Arianna Buoso. Risponde l'assessore Piero Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, l'amministrazione comunale, con giusta specifica deliberazione di Giunta Comunale numero 147 del 29 giugno 2017, ha approvato un'iniziativa in ambito transfrontaliero, programma Interreg Italia-Croazia, denominato SUTRA, inerente all'avvio di molteplici iniziative da parte propria e di altri soggetti partner, sia italiani che croati. Per quanto attiene a questo ente, l'iniziativa promossa verteva principalmente sull'avvio di un sistema di collegamento via mare tra Caorle e la città di Parenzo. Proseguendo l'iter amministrativo e procedurali, i preposti uffici però, uniformandosi a direttive ed indicazioni dell'amministrazione comunale in più occasioni, previo invio di dettagliate e specifiche informazioni, rilevavano l'emergere di problematiche all'attivazione del servizio di collegamento marittimo, dovendosi interfacciare con altri soggetti istituzionali, Prefettura, Questura, Agenzie Nazionali, Forze Armate, Ispettorato al Porto, Genio Civile ed altri soggetti pubblici. A seguito delle diverse conferenze dei servizi in merito, la procedura veniva indirizzata alla competenza dei due ministeri, il Ministero degli Esteri e il Ministero dell'Interno. Percorso lungo, fortemente incerto e complesso e del tutto indubbio risultato positivo. Ciò ha dovuto giocoforza cercare altre praticabili iniziative, in considerazione dei tempi per giungere ad ogni definizione completa della pratica e della già definita scadenza dell'iniziativa transfrontaliera stessa. L'elemento più cruciale e rilevante è dato dal fatto che se viene meno la finalità progettuale presentata dal soggetto principale, il leader partner, cioè dal Comune di Caorle, decade immediatamente il progetto che verrebbe soppresso ed escluso da ogni prosecuzione connessa. La soluzione alternativa emersa quindi è praticabile in tempi brevi al fine di non perdere il finanziamento e recare danni ai partner, è stata quella di sostituire il collegamento via mare Caorle-Parenzo con la via di un servizio di bike sharing, mediante biciclette a pedalata assistita di infrastrutture di supporto. La variante è stata chiesta ed ottenuta dall'autorità di progetto con il parere favorevole e la sostenibilità di tutti i partners, pertanto nessun danno per la mancata realizzazione del traghetto marittimo. La variante ottenuta consiste nel collegamento ciclabile dall'esterno del centro abitato in Caorle, parcheggio scambiatore, con la zona prossima al mare. La variante così ottenuta, appunto perché è stata approvata dall'autorità di progetto, non comporta ulteriori spese e danni ai partner e non comporta alcun riflesso su quanto speso dagli stessi. La variante era obbligatoria per rispetto dei tempi e delle finalità del progetto ed è ineludibile per non danneggiare il finanziamento concesso nelle sue diversificate componenti. Solo così si evita la revoca dell'intero finanziamento con le ben più gravi conseguenze per il Comune e per i partners. Grazie. Ci sono interventi? Bene, procediamo con la seconda interpellanza. Interpellanza a carattere urgente con richiesta di risposta in seduta consigliare, ex articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale, al Sindaco del Comune di Caorle, al Presidente del Consiglio Comunale di Caorle. Quale futuro per l'ecopark di Sansonessa? Premesso che l'amministrazione comunale precedente, al fine di contenere i disagi derivanti dalla presenza non regolamentata di camper presso il parcheggio pubblico denominato ecopark, tra i quali anche l'abbandono dei rifiuti, aveva previsto di realizzare un'area sosta camper automatizzata. L'area di sosta, così come pensata, avrebbe occupato uno spazio pari a circa il 20% dell'intera superficie dell'ecopark, equivalente a circa 57 parcheggi per camper, e sarebbe stata dotata dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale 33 del 2022, tra i quali pozzetto di scarico autopulente, erogatore acqua potabile, impianto di illuminazione e contenitori per la raccolta differenziata, cosiddetta isola ecologica, oltre a colonnine elettriche, cassa automatica e piantumazione perimetrale di essenze arboree. Con deliberazione della Giunta Comunale numero 114 del 5 agosto 2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e conseguentemente l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023. Con successiva determinazione del dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico numero 160 del 24 agosto 2021 è stato conferito un incarico professionale per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, assumendone il relativo impegno di spesa.
Da ultimo, con determinazione del dirigente del settore tecnico numero 88 del 7 aprile 2022, è stato revocato l'incarico professionale affidato al professionista per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo citato in premessa con la seguente motivazione. A seguito del rilevante riordino organizzativo degli uffici dell'ente disposto dall'amministrazione comunale insediatasi nel mese di ottobre 2021, le competenze in materia e le risorse economico-finanziarie sono state trasferite al settore tecnico. In maniera conseguenziale, la nuova amministrazione comunale di Caorle ha inteso riprogrammare gli interventi pubblici in precedente ritenuti prioritari. Ciò ha interessato anche l'intervento in narrativa, che ora non viene ritenuto necessario e funzionale rispetto alla primitiva programmazione, programma triennale opere pubbliche 2021-2023. Considerato che un intervento sull'area era stato sollecitato anche dall'attuale assessore Doretto con una interpellanza presentata nel Consiglio Comunale del 29 luglio 2019, nella quale tra le altre cose si faceva presente che l'area era frequentata anche da nomadi e in generale da camper che scaricavano acque e liquami sul suolo pubblico e nel fosso che costeggia il parcheggio e che abbandonavano rifiuti di vario genere a terra. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Sindaco se la revoca dell'incarico della progettazione debba intendersi come definitiva volontà di codesta amministrazione comunale di abbandonare la progettualità della realizzazione di un'area sosta camper presso l'Ecopark. Cosa intende fare l'amministrazione per migliorare la fruibilità dell'area e per far fronte, nel medio e nel lungo periodo, a disagi che si verificano a causa dell'occupazione non regolamentata dell'area da parte dei camper. A norma di regolamento si chiede risposta in seduta consigliare Caorle 28 aprile 2022. Lista civica Rocco Marchesan Sindaco, firmata dottor Rocco Marchesan e dottoressa Arianna Buoso. Risponde l'assessore Berardo. Grazie. Allora, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 72 del 21/12/2020 in seno alla programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023 veniva inserito l'intervento riguardante la realizzazione area sosta camper presso l'Ecopark. Con determinazione dirigenziale numero 160 del 24/8/2021 del settore politiche territoriali e sviluppo economico veniva affidata a un professionista esterno la progettazione dell'opera. L'amministrazione comunale, con specifica deliberazione di Giunta Comunale numero 169 del 18/11/2021 e deliberazione del Consiglio Comunale numero 86 del 30/12/2021 inerente alla programmazione delle opere pubbliche 2022-2024, non inseriva l'intervento di realizzazione area sosta camper presso l'Ecopark, ritenendosi non più attuale. Gli uffici del settore contattavano quindi l'incaricato professionista evidenziando le mutate condizioni del contesto ed acquisivano ogni informazione relativa all'iter conseguente. Perfezionando la procedura tecnico-amministrativa, giusta determinazione del dirigente settore tecnico numero 88 del 7/4/2022, in considerazione che alcun contratto fu stipulato con il professionista, veniva così revocato l'incarico in coerenza con la programmazione sui lavori pubblici più attuale ed aggiornata. Tutto ciò permesso, al professionista esterno nulla a lui è dovuto, né come rimborso spese né come prestazione, in quanto lo stesso non ha avviato alcuna attività progettuale. Si sottolinea come in premessa che già la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, approvata con la richiamata delibera di Consiglio numero 86/202, tale opera veniva stralciata, vedi i quadri allegati alla delibera, e nulla è stato evidenziato in sede di approvazione della delibera consigliare. Questa amministrazione comunale intende invece, nelle prossime annualità, ampliare detto parcheggio prevedendo la sistemazione della pavimentazione dell'attuale parcheggio e un'area camper dotata di servizi e un verde pubblico. Grazie. Ci sono interventi? No, Vorremmo ampliarla nei prossimi anni perché, come previsto, era limitata, quindi l'intenzione è quella di ampliarla. Adesso stiamo contattando anche i proprietari dell'area. Insomma. Grazie. Sì, no, il parcheggio che... Procedo con la lettura dell'ultima interpellanza. Interrogazione a carattere urgente con richiesta di risposta in seduta consigliare, ex articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Al Sindaco del Comune di Caorle, al Presidente del Consiglio Comunale di Caorle.
Richiesta di informazioni in merito ad un possibile conflitto di interessi. Con determinazione dirigenziale numero 93 del 13 aprile 2022 dal titolo Realizzazione pista ciclabile Ponte Riello Ottava Presa, incarico per attività di progettazione CUP D61B2200146005 CIG 9182489D a 0. Il responsabile del settore tecnico del comune di Caorle, l'ingegnere Lazzarin, ha affidato l'incarico al direttore, l'incarico diretto per la suddetta progettazione, cioè senza gara, essendo previsto dalla legge questa tipologia di affidamento, alla ditta Saico Ingegneria SRL, con sede a Venezia, via Triestina numero 52, partita IVA 03395 730272 per un importo di euro 53.031,29. Nel sito ufficiale della ditta Saico Ingegneria SRL risulta far parte del team di progettisti, tra gli altri, anche il figlio del responsabile del settore tecnico, ingegner Renzo Lazzarin. Si chiede perciò all'amministrazione comunale se è a conoscenza di quanto sopra esposto e di relazionare in merito all'opportunità di tale affidamento diretto e all'eventuale conflitto di interessi che la determina dirigenziale numero 23 del 13 aprile 2022 potrebbe comportare. A norma di regolamento si chiede risposta in seduta consigliare. Caorle, 28 aprile 2022, lista civica Rocco Marchesan, sindaco, firmato dottor Rocco Marchesan e dottoressa Arianna Buoso. Risponde l'assessore Berardi. Grazie. Allora, in relazione alla richiesta di informazioni in merito ad un possibile conflitto di interessi presentata dalla lista civica Rocco Marchesan Sindaco, nella seduta del Consiglio Comunale del 28 aprile scorso, si riferisce che il figlio del responsabile del settore tecnico di questo Comune, pur avendo svolto alcune prestazioni occasionali non continuative durante la formazione di studi, dall'anno scorso non fa parte dell'organico di Saico Ingegneria SRL, né vi sono collaborazioni con lo stesso studio di ingegneria. Giusta dichiarazione in atti pervenuta al protocollo comunale numero 18218 del 9 maggio 2022 dalla Saico Ingegneria SRL. Da come si evince dalla nota stessa, la presenza del figlio ingegnere Zarlin nel sito dello studio di ingegneria è dovuta soltanto al fatto che lo stesso sito internet non è aggiornato dal 1 dicembre 2020. Ci sono interventi in merito? Passiamo al secondo punto, approvazione dei verbali seduta del 24 marzo 2022. Approvazione verbali seduta del 24 marzo. 24 marzo? Sì, 24 marzo? Di marzo, quella prima ancora. Seduta del 24 marzo 2022. Il Presidente del Consiglio relaziona. Il Consiglio Comunale, visti i verbali della seduta del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal numero 9 al numero 15 del 24 marzo 2022, dato atto che il deposito dei verbali di cui trattasi a disposizione dei consiglieri è avvenuto nei termini previsti dall'articolo 35 del regolamento del Consiglio Comunale e che copia degli stessi è stata inviata ai capigruppo consigliari nei termini previsti dall'articolo 54 dello stesso regolamento, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori, visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione, acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, procediamo a deliberare. Passiamo alle manifestazioni di voto. Capogruppo, Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto appena esposto, il nostro gruppo esprime parere favorevole. Capogruppo Marchesan. In relazione all'argomento esposto noi ci asteniamo. Capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo ora alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Quindi 0 contrari e 3 astenuti. Sì?
Passiamo ora al punto 3 dell'ordine del giorno. Modifiche al vigente regolamento recante norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazioni alimenti e bevande. Relazione all'assessore Mattia Munerotto. Grazie Presidente e buonasera a tutti i consiglieri. Oggetto: modifica al vigente regolamento recante norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione alimenti e bevande. Richiamata la propria deliberazione numero 26 del 19/4/2018, con la quale è stato approvato il regolamento ad oggetto norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione alimenti e bevande. Dato atto che all'articolo 2, comma 2, in relazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, è previsto che la somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento della manifestazione, non può avere durata superiore a 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di 3 manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione. Ritenuto opportuno, al fine di meglio disciplinare tale attività, modificare il citato comma come segue. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento della manifestazione, non può avere durata superiore a 15 giorni consecutivi e per un massimo di 3 manifestazioni analoghe in un anno solare, nella medesima ubicazione con un intervallo temporale di almeno 3 mesi tra un'amministrazione e l'altra. Intervallo temporale ridotto a un mese in caso di manifestazione di durata fino a 3 giorni. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta Comunale per manifestazioni di interesse pubblico, festeggiamenti tradizionali paesani e festività nazionali. Vista la legge regionale numero 29 del 2007, la legge 241 del 90, visto il decreto legislativo, delibera, requisiti pareri, delibera di approvare le modifiche esposte in premessa all'articolo 4,2 del regolamento ad oggetto, norme per procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che pertanto risulta formulato come segue. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento della manifestazione, non può avere durata superiore a 15 giorni consecutivi e per un massimo di 3 manifestazioni analoghe in un anno solare, nella medesima ubicazione con un intervallo temporale di almeno 3 mesi tra una manifestazione e l'altra. L'intervallo temporale è ridotto ad un mese in caso di manifestazione di durata fino a 3 giorni. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta Comunale per manifestazioni di interesse pubblico, festeggiamenti tradizionali paesani e festività nazionali. Di dare atto che, a seguito delle modifiche di qui sopra, il regolamento recante norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione alimenti e bevande viene riformulato nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Nell'allegato viene naturalmente adeguato il regolamento con il citato comma. Se ci sono domande sono a disposizione. Ci sono interventi? Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, il nostro gruppo esprime parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Anche noi esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo ora alle votazioni. Voti favorevoli? Quindi all'unanimità. E votiamo ora l'immediata esigibilità? Esiguibilità. Oh, non mi viene. Esiguibilità. Votiamo. Favorevoli? Unanimità. Passiamo ora alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno. Modifica regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Relazione alla sottoscritta. La legge di bilancio 2020 ha istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, mediante il quale si è andati a sostituire la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27,7 e 8 del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Con delibera del Consiglio Comunale numero 73 del 21 dicembre 2020 si è provveduto ad istituire il predetto canone e ad approvare il relativo regolamento. La delibera di oggi nasce dalla necessità di modificare ed implementare alcune disposizioni del regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. È stato aggiunto all'articolo 25 il comma 10 bis.
il quale prevede che le occupazioni temporanee di suolo pubblico concesse a pittori e ritrattisti sono soggette al pagamento del canone applicando i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie, da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione. Ai fini del calcolo del canone, la superficie minima soggettabile è di metri quadri 3. Alle occupazioni di cui sopra non si applicano le riduzioni previste all'articolo 28. Le lettere H, J, M ed O dell'articolo 28,1 del regolamento invece sono state così modificate. Lettera H. Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi è prevista una maggiorazione dell'85,29% per le occupazioni insistenti in categoria 1, del 23,52% in categoria 2, del 31,21% in categoria 3 e del 28,57% in categoria 4. Lettera J. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è prevista una riduzione dell'82% per le occupazioni insistenti in categoria 1, dell'82% in categoria 2, dell'81% in categoria 3 e dell'86% in categoria 4. Lettera M. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica una riduzione del 30%. Lettera O. Per le occupazioni temporanee con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico è prevista una riduzione del 70% per le occupazioni insistenti in categoria 1, del 77% in categoria 2, del 75% in categoria 3 e del 72% in categoria 4. Le modifiche e implementazioni apportate nascono dal fatto che il regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, pur essendo entrato in vigore il 1 gennaio 2021, ha trovato la sua prima applicazione solo dal 1 aprile 2022, a causa dell'esenzione dal versamento del canone nel periodo di pandemia previsto per legge. Quindi solamente nel momento di prima applicazione ci si è resi conto della presenza di refusi ed errori materiali. Pertanto, al fine di mantenere invariato sia il gettito erariale che la spesa sostenuta dal soggetto passivo del tributo, su proposta degli uffici si è provveduto alle modifiche sopra esposte. Se ci sono interventi? Passiamo alle manifestazioni di voto. Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo del punto esposto, parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Noi ci asteniamo. Capogruppo Miollo. Astensione. Passiamo ora alla votazione. Voti favorevoli? Voti astenuti? Contrari 0. Deliberiamo ora, deliberiamo ora l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Contrari nessuno. Passiamo ora alla trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno. Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 2022-2024, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo numero 50-2016 e seguenti modifiche. Approvazione e aggiornamento numero 2. Relazione all'assessore Berardo. Sì, grazie. Qua nella sostanza abbiamo già discusso dell'argomento in Commissione. Si tratta di allineare un aggiornamento delle opere pubbliche a quello che è il programma economico-finanziario, che si riferisce a 3 interventi. La realizzazione di un sistema integrato ed interconnesso di percorsi ciclabili in ambito intercomunale, cioè noi capofila insieme al Comune di Concordia per un intervento di 5.200.000, 2.700 per quanto riguarda Caro e 2.500 per quanto riguarda Concordia. È stata fatta richiesta al Ministero dell'Interno e al bando di rigenerazione urbana per il finanziamento. La riqualificazione funzionale ed energetica dello stadio comunale Chigiato, euro 1.500.000, richiesta fatta e con contributo arrivato tra il PNRR tramite Città Metropolitana di Venezia già finanziato. Messa in sicurezza in innesti vari lungo la strada provinciale 54, intervento di intersezione con la strada provinciale 54 Corso Venezia, euro 700.000. Per quanto riguarda la domanda 350.000 fatta dal Comune, 350.000 fatta alla Regione. Si tratta di soltanto una sistemazione formale. Prego. Ci
Ci sono interventi? Siamo alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Capogruppo Miollo. Voto di astensione. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Voti astenuti? Ok, quindi 5 astenuti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Quindi 5 astenuti. Passiamo ora alla trattazione del punto 6 dell'ordine del giorno. Ricognizione sul permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Il Consiglio Comunale, come disposto dall'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, deve adottare contestualmente i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, a ripianare eventuali debiti fuori bilancio e ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità già stanziato nel risultato di amministrazione. Con la presente delibera si prende atto del permanere degli equilibri generali di bilancio per quanto concerne sia la gestione corrente, sia la gestione in conto capitale, sia la gestione dei servizi per conto terzi del bilancio di previsione 2022-2024. Si prende atto che la gestione dei residui è tale da non comportare squilibri di bilancio. Inoltre si prende atto che non vi sono state segnalazioni di debiti fuori bilancio. Ci sono interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto espresso, parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Noi ci asteniamo. Capogruppo Miollo. Astensione. Passiamo al voto. Favorevoli? Astenuti? 5 astenuti. Votiamo ora l'immediata esecuzione. No, questa non c'è? Ok, scusate. Passiamo quindi alla trattazione del settimo punto dell'ordine del giorno, assestamento generale di bilancio per gli esercizi 2022-2024, ai sensi dell'articolo 175,8 del decreto legislativo numero 267-2000, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. Relaziona sempre la sottoscritta. Con la presente delibera di assestamento generale si procede alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Considerato che con delibera del Consiglio Comunale numero 88 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il DUP 2022-2024, che con delibera del Consiglio Comunale numero 89 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, che con delibera del Consiglio Comunale numero 22 del 28 aprile 2022 è stato approvato il rendiconto di gestione 2021 e che con la delibera del Consiglio Comunale appena approvata è stato dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e dato atto che si rende necessario provvedere ad adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione in seguito alle richieste pervenute, si procede alla variazione di bilancio. La variazione di entrata del bilancio di previsione 2022 ammonta ad euro 2.527.321,58, di cui euro 995.068,50 derivano dall'utilizzo di avanzo di amministrazione, euro 202.321,58 da trasferimenti da amministrazioni pubbliche ed euro 1.329.931,50 da contributi. La variazione di entrata relativa al 2023 ammonta ad euro 5.200.000 e riguarda il progetto di realizzazione della pista ciclabile assieme al Comune di Concordia Sagittaria di cui abbiamo deliberato in precedenza. Relativamente alla variazione di spesa 2022, per la parte capitale ci sono i lavori di sistemazione dello stadio ammontanti ad euro 1.500.000 e l'anticipazione dall'esercizio 2023 all'esercizio 2022 della realizzazione della rotatoria di accesso a Porto Santa Margherita pari ad euro 700.000.
Per quanto riguarda la parte corrente, per il 2022 si è proceduto ad integrare con ulteriori euro 42.300 i capitoli di spesa per le utenze. Invece la variazione di spesa del 2023 è relativa al progetto di rigenerazione urbana di cui il Comune di Caorle è capofila per la realizzazione della pista ciclabile con Concordia Sagittaria, che prevede una spesa di euro 5.200.000. Ci sono interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Zia. Grazie Presidente, parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Parere di astensione. Capogruppo Miollo. Parere di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? 5 astenuti. E passiamo all'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? 5 astenuti. Passiamo ora alla trattazione dell'ultimo punto. L'8. Articolo 96 del decreto legislativo numero 267/2000, individuazione organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali. Relazione Sindaco. L'articolo 96 del decreto legislativo numero 267 del 2000 individua gli organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali. Il Consiglio Comunale, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i Consigli e le Giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni, in quel caso, sono attribuite all'ufficio che riveste preeminente competenza nella materia. Atteso alla necessità di procedere all'adempimento stabilito dalla norma sopra riportata e letta, ritenuto dopo la ricognizione effettuata su comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali di individuare quali organismi collegiali ritenuti indispensabili i seguenti: la conferenza dei capigruppo, le commissioni consigliari permanenti, cioè la prima, pesca, attività produttive, la seconda, lavori pubblici, territorio, ambiente, urbanistica, la terza, turismo, sport, servizi alla persona, pubblica, istruzione, cultura, finanza e affari generali. La commissione poi del mercato ittico comunale, istituita a seguito dell'adozione del nuovo regolamento comunale del mercato ittico, con deliberazione di Consiglio Comunale del 53 del 29 luglio 2014. L'argomento è stato preventivamente sottoposto alla terza commissione consigliare, visto il parere espresso dal responsabile del settore segreteria e affari generali, acquisito poi in sede di trattazione dell'argomento il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici. Questo Consiglio Comunale dovrebbe pertanto deliberare di ritenere indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000 i sottoindicati organismi collegiali: conferenza dei capigruppo, commissione consigliare permanente, la prima commissione consigliare pesca e attività produttive, la seconda commissione consigliare lavori pubblici, territorio, ambiente, urbanistica, la terza turismo, sport, servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanza e affari generali e la commissione del mercato ittico comunale. Delibera inoltre di dare atto che tutti gli organismi collegiali previsti ed individuati da specifiche disposizioni di legge, statale o regionale, pur se non ricompresi tra quelli individuati nella presente deliberazione come indispensabili, sono da considerarsi di per sé obbligatori, esulando gli stessi dal campo di applicazione dell'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000. Ci sono interventi? Prego, consigliere Buoso. Io ho solo un chiarimento perché ho raffrontato questa proposta di delibera con quella degli anni precedenti e ho visto che mancano alcuni organismi collegiali indispensabili, ne cito un paio: la Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo e la DMO Caorle. Allora chiedo, non sono stati citati perché verranno soppressi oppure rientrano nelle competenze della Giunta e la Giunta non ha ancora visto la delibera di Giunta, oppure sono da considerarsi, come ha detto il Sindaco, obbligatori ma che non rientrano negli organismi indispensabili? Risponde il segretario. Sì, abbiamo fatto
Abbiamo fatto un riordino, ci sono delle commissioni che sono di competenza della Giunta, come le due tecniche, diciamo così. Poi ci sono delle commissioni che sono obbligatorie per legge, come quella dei pubblici spettacolo, e non possiamo eliminarle. E per quanto riguarda l'OGD è un protocollo d'intesa sovracomunale, quindi è previsto anche da una normativa regionale. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Zia. Grazie Presidente, parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Ci asteniamo. Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alle votazioni. Favorevoli? Astenuti? 3 astenuti. Quindi abbiamo terminato, quindi il Consiglio termina qui. Buonasera a tutti.